Sale il numero dei contagi a Porto Empedocle, ma anche a Ribera e Favara. Il Presidente del Consiglio parla alla Nazione, in arrivo aiuti alle imprese, novità anche nel mondo della scuola. Cambio di vertice alla Prefettura di Agrigento, Caputo trasferito a Varese, arriva Maria Rita Cocciufa ad Agrigento. 8 dei 16 comuni che non avevano consegnato le reti idriche a Girgenti Acque sono state legittimate a gestire il servizio in-house. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura i dati del contagio salgono a 5 casi a Porto Empedocle, un nuovo contagio per Ribera e Favara. Il nostro direttore Arturo Cantella. Anche oggi il report dell'ASP di Agrigento, fornito quotidianamente alla stampa, dà un aumento di casi, persone positive al tampone del Covid-19. Si passa così a 89 dell'altro ieri a 94 di ieri, 5 casi in più, su un totale di tamponi effettuati pari a 1575. In particolare, dai dati emersi alle 20 di ieri sera, il comune con più casi è quello di Porto Empedocle, dove sono 4 le persone contagiate per un totale complessivo di 5 casi, mentre il comune di Ribera vede registrare un nuovo colpito da coronavirus, salendo così a 9 contagi, mentre a Favara c'è un nuovo contagio, arrivando così a 5 persone, tra cui uno post mortem, una 92enne del luogo. Le persone decedute arrivano così a 11, i soggetti guariti a 2, quelli posti in quarantena 68, i ricoverati in ospedale 14. A Caltanissette il maggior numero di soggetti, pari a 5, 3 ricoverati a Partinico, 2 a Caltagirone e Enna, 1 ciascuno negli ospedali di Messina e Marsala. Analizzando il dato che ci arriva dalla regione siciliana, alla nostra provincia viene assegnato un numero di contagi dal coronavirus pari a 106 persone, 12 in più rispetto a quello fornito dall'ASP di Agrigento, mentre tra le altre province resta sempre in testa Catania con 540 casi, Messina con 320 contagi, Enna con 271, Palermo con 260, Trapani arriva a quota 100 contaminati, Caltanissetta 92, Siracusa 79, mentre la provincia di Ragusa, sempre ultima, con minor numero di contagiati, fermandosi a 47. In Sicilia i tamponi effettuati sono 23.464, in più rispetto a ieri 1.560 effettuati, di questi sono risultati positivi 2.046, più 52, mentre attualmente sono ancora contagiati 1.815 persone, di cui 108 sono guariti, quindi più 4, e 123 deceduti, più 7, rispetto al rilevamento di 2 giorni fa. Degli attuali 1.815 pazienti positivi al Covid-18, 637 sono ricoverati, 5 in più, tra questi 74 in terapia intensiva, meno 2, mentre 1.178 sono in isolamento domiciliare, con una quota di più 36 giornaliera. Tornando a casa nostra, sentiamo il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, città che ha visto ieri registrare un salto di persone contagiate con ben 4 casi in più. Il sindaco continua a lanciare un appello a restare a casa, annunciando a breve una nuova sanificazione del paese. Ho da darvi una notizia, purtroppo il numero dei contagiati da coronavirus in paese è aumentato. Poco fa mi è stata data ufficialmente la notizia di altri 3 casi, rimane un caso dubbio in essere, riteniamo che anche questo sia un caso da coronavirus e definitiva del contagio, anche perché purtroppo la persona è ricoverata a Caltanissette e ha problemi respiratori, anzi ci auguriamo che possa venire fuori da questa situazione il prima possibile. Di persone contagiate, un contagio che non viene da Porto Empedocle ma da una persona che è rientrata da fuori, che però molto correttamente insieme alla sua famiglia si era messo in quarantena. Fra l'altro abita in una zona isolata, distaccata rispetto al resto del paese, quindi espanso le possibilità di contagio. Ciò non toglie che tutti noi dobbiamo essere e utilizzare la massima prudenza possibile e attenerci comunque alle regole che, come vedete, penso si stiano rivelando utili, perché in tutta Italia sta diminuendo. Quindi faccio appello ancora una volta al vostro senso di responsabilità. Che è la settimana di Pasqua, che tutti volete fare la spesa, però andate nei supermercati negli orari in cui si sa che c'è il minor afflusso di gente, rispettate la distanza di sicurezza.
spesa abbondante, non andate al supermercato per comprare un etto di prosciutto o un pacco di bicchieri di plastica, ma una volta a settimana fate una spesa congrua. Predisposto, a breve ci sarà la disinfestazione dell'intero paese. Oggi avevamo parlato per i prodotti che sono arrivati utilizzabili, le quantità eccetera eccetera. C'è una persona che si è detta disponibile a farlo a titolo volontario con i propri mezzi, quindi ci darà una mano anche con riguardo alle spese, e quindi anzi lo ringrazio. Poi altra cosa che volevo dirvi è quella che riguarda le domande per il buono alimentare. Bene, abbiamo gli uffici intasati, in poco tempo saranno arrivate oltre 500 domande. Ricordo a tutti che è inutile che facciano la domanda quelli che aspettano la cassa integrazione. Queste persone, nell'attesa che pervenga loro la provvigione prevista dalla legge, possono comunque rivolgersi a noi per avere un aiuto in termini concreti alimentari, ma non il buono spesa. Via libera del governo nazionale al decreto liquidità 400 miliardi subito per le imprese, che insieme con il Cura Italia porta la garanzia dello Stato a coprire fino a 750 miliardi di euro di prestiti alle imprese per la maturità, esame online orale, niente prova di terza media. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto con le misure per la scuola, se non si rientra entro il 18 maggio. Lello Casesa e Carmelo Lentini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di norme che punta a garantire le imprese grandi, medie e piccole. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'ennesima conferenza stampa agli italiani con un flusso poderoso di risorse. Con altri 2 decreti si assicurano benefici per le scuole e si proteggono le aziende italiane da scalate ostili. Andando nel dettaglio del provvedimento, scopriamo infatti il rinvio dei pagamenti fiscali e contributivi che gravavano sulle imprese. Lo Stato per il momento rinuncia ad incassare 10 miliardi di euro. Il decreto stanzia 85 milioni di euro in favore delle scuole per acquistare tablet e PC ed organizzare al meglio la didattica a distanza, con benefici particolari agli studenti meno abbienti. Per contrastare le scalate ostili verso le aziende italiane in crisi a causa del coronavirus, il governo rende più alto il muro protettivo per proteggere quelle aziende nel settore finanziario, dell'energia, dei trasporti, dell'acqua, della sicurezza alimentare e dell'agricoltura. Previsto inoltre un fondo centrale di garanzia per le imprese italiane che offrirà una copertura pubblica ai finanziamenti concessi da banche, società di leasing e intermediari finanziari. Istituita una task force per concedere garanzie a banche e istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito. Banche ed istituzioni finanziarie saranno dunque molto più tranquille quando concederanno prestiti, perché questi saranno garantiti dal fondo di garanzia e quindi dallo Stato. Il decreto di liquidità, ha concluso Conte, creerà tra l'altro un gruppo di lavoro che premierà le imprese capaci di approdare o di ritornare sui mercati internazionali attraverso le esportazioni, gruppo presieduto dal direttore generale del Tesoro e dal direttore generale degli affari esteri. Oggi è stata una giornata intensa di lavoro con tutti i ministri. Abbiamo avuto un Consiglio dei Ministri che dopo una breve interruzione ha ripreso i lavori. Avevamo tanto da deliberare nell'interesse degli italiani. Vi annuncio, con il decreto appena approvato, diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento del mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. È una cifra enorme che andrà sia a beneficio, come dicevo, del mercato interno, sia del nostro export, attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. Ho fatto anche molto altro. Abbiamo anche approvato una norma, un decreto per la scuola di cui ci parlerà poi la Ministra Azzolina. Io quello che posso dire
e che confermo. In questi giorni mi sono confrontato con tanti leader europei, tutti tengono a esprimere solidarietà e sostegno al nostro Paese, quindi vi dovrei trasmettere la solidarietà di un lungo elenco di leader di tanti Paesi che ci sono vicini. Tutti esprimono l'ammirazione per la forza, la resilienza del nostro Paese. Agli italiani tutti che ci ascoltano voglio dire: state dando un contributo fondamentale in questa battaglia al virus. Presto, sono assolutamente fiducioso, raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sarà tutto superato, tutto finito, ci sarà una nuova primavera, la vivremo tutti insieme per l'Italia. Posso dire che essere italiani lo stiamo imparando ancora di più adesso in questo periodo di difficoltà. Significa essere coraggiosi, essere solidali, essere determinati e coesi. Significa servire lo Stato con orgoglio, dedizione, passione, con grande sacrificio, e il pensiero va sempre a tutte le migliaia e migliaia di donne e di uomini che ogni giorno stanno lavorando in prima linea per noi. Parlo dei medici, infermieri, personale sanitario, personale appartenente alle Forze Armate, parlo delle Forze Armate, Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e tantissimi altri che non potrei qui citare tutti insieme. Le commissioni per i quasi 500.000 maturanti saranno tutte interne e potrà essere modificata la data di inizio delle lezioni per il prossimo anno scolastico, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi a questo anno scolastico potranno avvenire nell'anno scolastico successivo e potranno essere confermati i libri di testo adottati quest'anno anche per il prossimo, e diventa obbligatoria la didattica a distanza. Se non si rientrerà a scuola, anche gli scrutini quest'anno saranno a distanza. È stato questo il via libera dato dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola, deciso di comune accordo con il ministro Azzolina durante la conferenza stampa di lunedì scorso. Con questa decisione si è voluto mettere in sicurezza l'anno scolastico, valutando con attenzione la crescita e la maturazione dello studente. Se ci saranno apprendimenti da recuperare, li recupereranno a settembre. In poche parole, non ci sarà nessun sei politico. Infatti i ragazzi saranno valutati con i voti finali corrispondenti all'impegno dimostrato durante l'anno e nella didattica a distanza. La data a spartiacque è quella del 18 maggio, nel caso si tornasse in classe entro questa data e si avessero quindi 4 settimane di lezione. L'esame di maturità verrebbe assimilato alla prova che conosciamo, ma con qualche differenza. Il 17 giugno si parte con il tema d'italiano, una prova nazionale uguale per tutti. La seconda prova scritta, invece, non sarà a carattere nazionale, ma predisposta dalla singola commissione di esami affinché sia aderente alle attività didattiche svolte nel corso dell'anno scolastico. Salteranno anche gli esami di terza media. Prevista, si legge nella bozza, la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato. Per gli alunni che hanno lacune formative è prevista la possibilità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019-2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1 settembre 2020 quale attività didattica ordinaria. Le poste italiane, per alleviare le difficoltà degli anziani sopra i 75 anni, hanno concluso un accordo con l'Arma dei Carabinieri. Coloro che hanno più di 75 anni con una prestazione previdenziale in ufficio postale e che la riscuotono normalmente in contanti potranno chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro a casa, delegando al rito i carabinieri. Il servizio non sarà però disponibile per coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale e che vivano con familiari.
Prosegue la raccolta fondi Diamoci una mano promossa dalla Caritas diocesana di Agrigento per supportare gli ospedali della provincia nell'acquisto di attrezzature e presidi da destinare ai reparti di terapia intensiva. Sono stati raggiunti 37.000 euro e questa è la cifra che hanno raggiunto le donazioni alla data del 3 aprile scorso. Vediamo. La campagna raccolta fondi Diamoci una mano, lanciata da Caritas diocesana Agrigento per l'acquisto di attrezzature da destinare ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Agrigento. Ai primi 30.000 euro già spesi e destinati all'acquisto di attrezzature che a breve potremo consegnare all'ospedale di Agrigento, si aggiungeranno prestissimo altri 50.000 euro che sono l'obiettivo della nostra campagna. Già sono 37.000 i fondi raccolti e confidiamo quindi presto, grazie alla generosità della gente, di raggiungere e superare, chi lo sa, l'obiettivo che ci eravamo dati in brevissimo tempo. Per chi volesse farlo potrà sicuramente consultare i siti diocesiag.it e caritasagrigento.it e lì trovare le informazioni necessarie per procedere alla donazione. Per noi è un segno piccolo che vogliamo dare a chi spende la propria vita a favore degli ultimi nei reparti di terapia intensiva. Pensiamo sicuramente ai medici e agli ammalati che stanno davvero dando un esempio incredibile di abnegazione, ma anche un segno di prossimità agli ammalati che si trovano a combattere tra la vita e la morte in questi reparti dei nostri ospedali. Altri 5.000 euro sono stati donati alla nostra diocesi da privati per il sostegno alle povertà. Sono fondi che il nostro centro di ascolto utilizzerà per il sostegno all'abitare, quindi il pagamento di affitto e di utenze, ma anche per il sostegno alimentare, per le spese sanitarie e a volte purtroppo anche per le spese funebri. Caritas diocesana Agrigento sta inoltre sostenendo le Caritas parrocchiali della nostra diocesi attraverso un contributo straordinario da destinare all'acquisto di generi alimentari. Già 25.000 euro sono stati disposti, contiamo di investire una somma di almeno altri 100.000 euro nell'arco dei prossimi mesi. Sarà il nostro modo per stare vicino alle parrocchie che non hanno chiuso le loro porte ma che hanno deciso di stare dalla parte degli ultimi, di continuare a vivere la carità nelle case della gente. Ne approfitto per ringraziare tutte le parrocchie, i donatori sicuramente, ma anche tutti i volontari e gli operatori che continuano a spendersi per gli ultimi nonostante le preoccupazioni che sono legate alla pandemia, e vorrei anche ringraziare tutte le organizzazioni di volontariato, laiche o più ecclesiali, che ogni giorno davvero continuano a spendersi per chi sta vivendo con maggiore disagio questo periodo di grandissima difficoltà. Vorrei dire a tutti che siete il volto più bello di questa nostra società e che insieme possiamo davvero farcela. Chissà che da questa esperienza non usciamo davvero tutti più forti e più uniti. Grazie ancora. Il consigliere e vicepresidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Salvatore Falzone, devolverà i proventi dell'indennità comunale percepiti da gennaio 2020 fino alla conclusione del mandato a delle iniziative di volontariato. Lo stesso Falzone spiega una è l'associazione Avomi Ollus, che fin dall'inizio si è spesa a favore dell'emergenza sanitaria attraverso una raccolta fondi per l'acquisto di ventilatori polmonali e altri presidi medici. La seconda associazione è Io Aiuto Agrigento, che necessita di contributi per la realizzazione di mascherine e per l'acquisto di beni di prima necessità per le famiglie più bisognose. Il sindacato CISAL dona 50.000 euro alla protezione civile regionale per l'emergenza coronavirus. A darne notizia è il segretario regionale Francesco Cavallaro. Sentiamolo. Abbiamo disposto da poco un bonifico da 50.000 euro a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile impegnato in prima linea contro il coronavirus. È la nostra prima risposta ad un'iniziativa nata spontanea e lanciata solo pochi giorni fa per superare questa emergenza. Non posso quindi che ringraziare le nostre federazioni, i dirigenti, i collaboratori, tutto il mondo CISAL che in così poco tempo ha permesso un primo contributo significativo non solo per la sua consistenza numerica, ma soprattutto per il suo valore simbolico che va ad aggiungersi ad altre iniziative portate avanti territorialmente. Un supporto concreto a cui daremo seguito nelle prossime settimane, saldamente uniti, ancora una volta per un nobile obiettivo. Grazie.
L'UDC chiede aiuti a sostegno delle imprese editoriali. L'informazione sta subendo una grave crisi a causa del crollo pubblicitario determinato dall'emergenza coronavirus. Margherita Trupiano. Nei giorni scorsi lo hanno evidenziato i quotidiani nazionali. Noi torniamo in argomento perché nell'emergenza ci sono altre emergenze. Se il coronavirus ha decretato l'insostituibile e rischioso al limite della vita ruolo svolto dai medici, ha anche posto l'accento su quello operato da giornalisti ed imprese editoriali che hanno permesso che gli italiani e i siciliani sapessero cosa stava accadendo, diffondessero dati e decreti, mettessero in allerta la popolazione sui rischi e i comportamenti da adottare, aiutassero con abnegazione e senza guardare ad orari e rischi la complessa macchina che sta tentando di opporsi ai contagi e al dilagare della morte. Tutto questo in una situazione di crisi di impresa già preesistente al Covid-19 e che ha decimato l'economia delle imprese editoriali che, come noto, vivono di proventi pubblicitari già ridottissimi prima, assolutamente assenti adesso. Un aspetto della catastrofe che inevitabilmente porterà al tracollo di tante imprese editoriali, con la conseguente riduzione di spazi di informazione che in particolare a livello locale con l'attività delle stesse viene garantita. Per questo chiedono aiuto e sostegni economici e l'allarme è stato raccolto dai deputati regionali dell'UDC con in testa il suo coordinatore regionale, onorevole Decio Terrana, che hanno scritto al presidente della regione Musumeci dicendo che l'informazione online, cartacea e radiotelevisiva sta subendo una grave crisi a causa del crollo pubblicitario determinato dall'emergenza coronavirus. Le aziende che investono in pubblicità sono state costrette alla serrata e per questa ragione hanno annullato qualsiasi inserzione. Dietro ad ogni testata, anche online, affermano Eleonora Locurto, Margherita La Rocca, Mimmo Turano, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice, deputati dell'UDC all'Assemblea regionale siciliana, ci sono tanti giornalisti e operatori che rischiano il proprio posto di lavoro. Occorre un grande piano pubblico, dicono, di enti, amministrazioni e società per aumentare la pubblicità su tutti i mezzi di informazione in modo da sostenere economicamente le imprese editoriali. Auspichiamo, evidenziano, un intervento in tal senso dei governi regionale e nazionale che attraverso un investimento in pubblicità sostengano l'informazione curata da professionisti che in questo momento assume un ruolo particolarmente importante, stante l'aumento di fake news sul Covid-19 propalate da siti farlocchi. Ci faremo carico, concludono, di un'azione in seno all'Assemblea regionale siciliana che in occasione della legge finanziaria spinga il governo ad aumentare i fondi destinati alla pubblicità istituzionale. Adesso una critica, e anche più di una, lanciata dall'agrigentino Aldo Capitano. Sentiamolo. Mi commuove che il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, ha lasciato le corone davanti ai portoni del cimitero, sia a Pianogatta che al cimitero di Buonamorone. Mi commuove veramente e mi commuovono tutti quelli che portano la spesa a casa oppure si trovano in dei magazzini per fornire la spesa, magari consiglieri comunali o assessori o qualche magari rappresentante che non è il sindaco e che distribuiscono la spesa. Sarebbe stato meglio che a distribuire la spesa dovevano essere predisposti dei civili oppure della protezione civile, perché si potrebbe ravvisare una sorta di compiacenza nel fare questo in previsione delle campagne elettorali comunali. E poi mi rivolgo anche ai deputati regionali e nazionali. Come mai qui ad Agrigento ancora, mi dice qualcuno, non ci sono gli apparati respiratori per la rianimazione in caso di un'emergenza da Covid-19? Come mai il nostro ospedale non è attrezzato per il Covid-19 con i respiratori? Aspettiamo questi respiratori invece di fare interventi
televisivi o giornalistici o attraverso Facebook, i politici invece di parlare del Covid dovrebbero sbracciarsi le maniche per andare a rintracciare le necessità per le emergenze, come il respiratore e tante altre cose, mascherine e anche i guanti e anche i camici per gli addetti ai lavori, infermieri, medici. Come mai non hanno previsto di creare il centro Covid in una parte isolata della città invece di usufruire dello stesso ospedale, che potrebbe essere una causa di propagazione dell'epidemia e quindi potrebbe causare ancora più decessi? Ora io dico, non sarebbe bene cercare subito, immediatamente, di sbracciarsi le maniche un po' tutti, dai deputati agli altri, per cercare di trovare una soluzione adeguata e subito rimpiazzare le necessità urgentissime per la prevenzione dei medici e dei parasanitari come gli infermieri e altri. Per cui praticamente lasciamo stare le corone dei fiori, lasciamo stare i discorsi fatti per via di online. Andiamo a creare la possibilità che se succede qualcosa da Agrigento i cittadini possono essere rispettati, perché fino ad ora non vedo che il cittadino venga rispettato dalla classe politica che ci sta rappresentando. Una nuova ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca prevede il passaggio nello stretto solo dopo la registrazione alla banca dati del comune. L'amministrazione introduce così un sistema di prenotazione online per chiunque voglia raggiungere la Sicilia in questo momento di emergenza sanitaria. Un'ordinanza sindacale che è stata comunicata a tutti i sindaci siciliani, che dovranno accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da chi sta per rientrare sull'isola e seguire poi l'effettiva quarantena. Se da un lato diversi amministratori stanno sostenendo l'azione del primo cittadino peloritano, c'è anche chi ritiene fuori misura il provvedimento. C'è il servizio. Ma perché il sindaco del comune, dove deve rientrare questa persona, se ne deve lavare le mani? Per quale motivo? È bello che prende il fuoco sempre con le mani il sindaco De Luca. Domani a Messina entrerà in vigore la nuova ordinanza del sindaco Cateno De Luca, che prevede il passaggio nello stretto solo dopo la registrazione alla banca dati del comune. Con l'ordinanza contingibile e urgente numero 105 del 5 aprile 2020, l'amministrazione De Luca introduce il sistema di prenotazione online per chiunque voglia raggiungere la Sicilia in questo momento di emergenza sanitaria. Un'ordinanza sindacale che è stata comunicata a tutti i sindaci siciliani, che dovranno accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da chi sta per rientrare sull'isola e seguirne poi l'effettiva quarantena. Se da un lato diversi amministratori stanno sostenendo l'azione del primo cittadino peloritano, c'è anche chi ritiene fuori misura il provvedimento di De Luca. Diversi sindaci hanno già annunciato di essere in disaccordo su alcuni punti dell'ordinanza e non intendono ricevere nuovi oneri non previsti da norme. Alcuni amministratori ritengono l'ordinanza di De Luca impropria, visto che intende produrre effetti al di fuori del territorio comunale, ed evidenziano che esiste già un provvedimento emanato dal presidente della regione siciliana. Dal canto suo De Luca ribadisce la bontà e la necessità del suo provvedimento e chiede di non essere lasciato solo in questa battaglia. Abbiamo già chiarito chi si inserisce in questa banca dati, si distingue chi è pendolare, che avrà un codice e passerà sempre, non avrà più bisogno di controlli, e invece c'è l'avventizio, cioè quello che viene appositamente in Sicilia magari per rimanerci per un periodo. Bene, a questo ora faccio riferimento. La procedura per quanto riguarda questi conterranei, queste persone, prevede la procedura, oltre alle indicazioni di chi è, oltre all'indicazione del nucleo familiare, oltre all'indicazione del comune dove deve andare, oltre all'indicazione dell'indirizzo e domicilio dove deve stare in autoquarantena, prevede anche la giustificazione, perché ci sono i 3 motivi: si può entrare, per ora ci si può muovere da un comune all'altro e quindi entrare anche in Sicilia. Sono 3 le motivazioni: comprovate esigenze lavorative, e sono i cosiddetti pendolari; motivi di salute, cioè persone che stanno rientrando o perché hanno fatto un'operazione fuori o perché comunque la devono fare qui, avranno la documentazione; oppure per quanto riguarda stato di necessità. E allora, rispetto a tutto questo, noi dobbiamo tenere presente che l'elemento
che chiude tutto il ragionamento è un modello che riguarda, ed è questo qui, l'assenso preventivo da parte dei sindaci, dove questi signori intendono passare l'autoquarantina. E adesso uno sguardo alle strutture penitenziarie al tempo del coronavirus. Vediamo. Noi in realtà lo diciamo già dalla fine di febbraio. Se il virus entrava nelle carceri sarebbe stata una catastrofe. Per evitare la pandemia medica, ma per evitare anche un discorso di sicurezza. Abbiamo avuto disordini che hanno fatto diventare il nostro Stato, le nostre carceri, come le carceri del Nord America, come il carcere del Nord Africa. 14 morti, evasioni di massa, mettendo a nudo tutta la fragilità del nostro sistema, ma soprattutto tutta l'incapacità del mondo della politica e dell'amministrazione penitenziaria di affrontare il problema. Qualsiasi cosa cercano di fare, peggiorano. Noi dicevamo a febbraio di rilasciare subito tutti i detenuti immunodepressi e tutti i detenuti ultra settantenni, di mandarli a casa e di farli rientrare nel momento in cui il virus fosse passato, con esclusione dei detenuti pericolosi. Non è stato fatto e oggi hanno fatto un pastrocchio, perché le do dei numeri: 61.230 a inizio mese, a fine mese 57.137, 4.093 detenuti in meno. Sono usciti i detenuti che hanno un residuo pena basso, un provvedimento di carattere ideologico. L'altro giorno ne abbiamo segnalato nuovamente, perché è una situazione di particolare allarme in Sicilia, in Campania e in alcuni carceri del Veneto, soprattutto per il rischio anarchici. C'è stata una sommossa a Santa Maria Capua Vetere, campanelli di allarme che rimangono inascoltati. Sembrava che l'amministrazione e lo Stato volesse prendere con i trasferimenti che sono stati fatti dei detenuti più pericolosi, no? Portati via. Poi dall'altra parte questo indulto mascherato, io non lo so se è mascherato, a me non mi sembra mascherato, a me mi sembra ben visibile, comprende tutti i residui pena. Da quanto lei dice, provvedimenti cosiddetti dei pannicelli caldi. Le menti, quelle che hanno organizzato le sommosse del mese scorso, che hanno portato a morire 14 detenuti, utilizzando i detenuti più deboli, no? Impartendo l'ordine: non toccate nessuno, non c'è un poliziotto ferito per quello, perché nessuno è stato picchiato, ci siamo intossicati, abbiamo avuto altre conseguenze, ma non picchiate dei detenuti. Non vedendosi riconoscere nulla, almeno nell'imminenza, le menti potrebbero aizzare contro di nuovo tutti quei detenuti con un residuo pena basso che non sono rientrati nelle scarcerazioni, e i familiari vengono usati anche per dire: attenzione, nel carcere di Catania ci sono 50 infetti, quando in realtà non è vero. Questo è per aizzarli contro il sistema. Quando lei dice le menti, a chi si riferisce? Quelli che stanno al 4 bis. In questi vadano ricercati gli autori elementi di tutto quello che è successo, e sono spaventato da quello che potrebbe risuccedere. Non è una preoccupazione mia solo, perché lo è di molte procure delle repubbliche e lo è addirittura del capo della polizia. Se sono riusciti a salire sui tetti in migliaia e a scappare in centinaia, evidentemente questo ci dice che noi non siamo in grado di reggere. Ciò che secondo lei andrebbe fatto in questo clima emergenziale, ma che potrebbe servire anche per il futuro. Mandare via tutti i detenuti che sono affetti, metterli in posti diversi dal carcere, evitare quando più possibile i contatti tra i detenuti per un periodo limitato, ma non come punizione, ma come evidentemente salvaguardia del loro diritto alla salute. Si potrebbero ricostruire 4 carceri, di cui uno in Sicilia, a Catania. Dal 2015 sono fermi da parte 27 milioni di euro perché c'è stato un contenzioso tra la ditta e lo Stato. Si potrebbero costruire 4 istituti penitenziari di grandi dimensioni, al di fuori di quello che abbiamo detto che sono gli schemi normali. Ci consentirebbe da una parte di avere la velocità di realizzazione, ridare dignità al sistema penitenziario, ci consentirebbe di farlo a costo zero, perché non pagheremmo più tutti quei milioni di euro che paghiamo all'Europa. C'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
Rotazione al vertice della prefettura di Agrigento, Dario Caputo prenderà servizio a Varese. Ad Agrigento si insedierà Maria Rita Cocciufo, originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, già cavaliere ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e già viceprefetto vicario a Ragusa. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Come un fulmine al ciel sereno in piena emergenza Covid è arrivata ieri sera la notizia del trasferimento del prefetto di Agrigento, dottor Dario Caputo, nella città di Varese. Al suo posto arriva la dottoressa Maria Rita Cocciufa, di anni 62, originaria di Lentini, in provincia di Siracusa, arrivata dalla prefettura di Potenza, dove ha ricoperto l'incarico di viceprefetto vicario, in servizio presso l'amministrazione civile del Ministero dell'Interno sin dal 1985, ricoprendo vari incarichi nelle prefetture di Siracusa, Ragusa e Potenza, nominata cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Gli avvicendamenti avvenuti su disposizione del Ministero dell'Interno, che periodicamente provvede a tale trasferimenti. Il dottor Dario Caputo lascia la città dei Templi, dove venne 2 anni fa, nel gennaio del 2018, prendendo il posto del dottor Nicola Diomede, collocato a suo tempo a riposo per la nota vicenda che interessò il Girgenti Acque e il suo conseguente commissariamento. Oggi arrivano note stampa di plauso verso il suo operato, come quello del cartello sociale, che, appresa la notizia del trasferimento ad altra sede del dottor Dario Caputo, saluta con rammarico e nello stesso tempo con ammirazione e grande stima una guida sicura, un abile tessitore delle relazioni sociali, servitore dello Stato. L'autorità massima dello Stato in provincia, che ha operato sempre con un profilo di grande umanità e di vicinanza alle fasce più deboli della popolazione. In questi 2 anni per il cartello sociale si è speso senza risparmiare energie a favore di un territorio che presenta caratteristiche molto complesse sotto diversi aspetti. Su diversi fronti si è distinto per le sue capacità di coordinare le forze dell'ordine, con risultati notevoli nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, sul terreno delle diverse forme di illegalità, sulla gestione del fenomeno immigratorio, sulle questioni relative allo sviluppo economico e in un quotidiano impegno al fianco della municipalità della provincia. In questo momento, affermano i rappresentanti del cartello sociale, la Chiesa e i sindacati, che anche tristezza per noi non si può sottacere il ruolo che il prefetto Dario Caputo ha avuto nel fare crescere una coscienza sociale che ha consentito il raggiungimento di importanti risultati a favore del territorio e dei suoi abitanti. Nell'augurare un buon lavoro nella sede di Varese, il cartello sociale si dice certo che anche in quella realtà il dottore Caputo darà prova della sua competenza e della sua capacità di servire al meglio lo Stato e di farsi apprezzare dalle istituzioni locali e da tutta la popolazione. Anche dal gruppo sportivo GS Valle dei Templi, il presidente Mario Palumbo forma attestati di stima. Durante questi anni, afferma Palumbo, in particolare lo abbiamo ammirato, sempre stimato per la sua disponibilità, cordialità, signorilità e vicinanza al nostro mondo di runners, degli amanti della corsa su strada. Lo abbiamo fatto sempre avuto accanto nell'organizzazione della nostra mezza maratona e ci ha continuamente spronato a fare di più e sempre meglio come organizzazione sportiva e come cittadini che amano il loro territorio. Nell'augurargli buon lavoro nella sede di Varese, afferma il presidente dell'associazione sportiva GS, siamo certi che anche questa nuova realtà territoriale saprà lasciare la sua impronta, dimostrando, come già fatto in Agrigento, grandi doti umane, competenza e massima professionalità. 8 dei 16 comuni ribelli dell'Agrigentino si sono visti riconoscere dall'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica, ed è un fatto storico, la sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico. Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita Bellice e Santo Stefano Quesquina d'ora in avanti potranno in piena autonomia gestire le proprie risorse idriche. Stando a quanto emerge, sarebbero stati privilegiati i comuni che hanno, in modo più o meno diretto, delle risorse idriche proprie. Dopo più di un decennio di lotte, rivendicazioni e dispute giudiziarie, i comuni ribelli, così etichettati perché si sono sempre rifiutati di consegnare le reti idriche a Girgenti Acque, hanno ottenuto il loro obiettivo. Il risultato è stato ottenuto dopo un lungo e difficoltoso iter preparatorio che disponeva la possibilità per i comuni già gestori di fatto del servizio, ricadenti in aree naturali protette, con sorgenti idriche di qualità e in grado di realizzare una gestione efficace, efficiente ed economica, di provvedere alla gestione autonoma e diretta. Ha ricostruito il sindaco di Santo Stefano Quesquina, Francesco Cacciatore.
Minuti di disordine e urla in centro città ad Agrigento. Un gruppo di extracomunitari a Mal reagito ai controlli delle forze di polizia. Erano in giro senza rispettare il decreto nazionale che impone di uscire solo per situazioni di necessità. I dettagli nel servizio di Lello Casesa. Le restrizioni imposte dal governo hanno scatenato un violento scontro ieri intorno alle 15. Il tutto è accaduto tra una volante della polizia ed un piccolo gruppo di extracomunitari, almeno 5, nella centralissima scalinata accanto alla Banca d'Italia. I giovani, invitati dagli agenti a ritornare a casa per il divieto imposto, hanno iniziato ad urlare contro i due poliziotti, giustificando l'uscita per comprare da mangiare. Il grido agitato e scomposto di uno di loro ha attivato immediatamente rinforzi. Sul posto dopo alcuni minuti sono arrivati altri agenti di polizia ed anche alcuni carabinieri addetti alla sicurezza presso la Banca d'Italia. 3 degli stranieri, probabilmente nigeriani o gambiani, hanno preferito allontanarsi scendendo la scala, filmando la scena con il loro smartphone, mentre 2 di loro continuavano a gridare contro le forze di polizia che con educazione e freddezza li invitava a rientrare rispettando la legge. A questo punto gli agenti di polizia, al totale rifiuto di tornare a casa con determinazione e coraggio, hanno bloccato con forza 2 stranieri, ammanettandoli in caserma per eventuali ed opportuni controlli. Oltre 300 controlli durante i primi giorni di pattugliamento del territorio da parte della Polizia Provinciale, impegnata nella vigilanza del territorio per il rispetto delle disposizioni previste dai decreti del Governo in seguito all'emergenza Covid-19. Elevati anche 3 verbali di contestazione di 533 euro ciascuno per violazioni alle norme che prevedono l'utilizzo del veicolo soltanto per un comprovato stato di necessità o per lo svolgimento di attività lavorative. La Polizia Provinciale è stata impegnata da Agrigento e nei comuni medio-piccoli della provincia, dove la presenza delle forze di polizia e della polizia municipale è più carente numericamente. Garantita giornalmente la presenza di 2 pattuglie in orario antimeridiano e 2 pattuglie dalle 14 alle 20. La disponibilità della polizia provinciale per presidiare il territorio di alcuni comuni della provincia di Agrigento era stata comunicata dal commissario straordinario del libero consorzio comunale Alberto Girolamo di Pisa attraverso una nota ufficiale inviata al prefetto di Agrigento e al questore, nonché ai comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Il commissario straordinario di Pisa ha sollecitato il comandante della Polizia Provinciale Vincenzo Giglio ad intensificare l'attività di controllo del territorio per scoraggiare le uscite senza valido motivo, per ridurre i casi di diffusione del virus Covid-19, nella necessità di verificare l'osservanza dei decreti del governo e l'ordinanza del Presidente della Regione. Il Corpo di Polizia Provinciale sta operando su disposizione della Prefettura e della Questura di Agrigento, che coordina gli interventi nel territorio provinciale. Il Dipartimento Cultura dell'AECS, con il contributo di numerosi artisti, ha diffuso un videomessaggio, un invito a restare a casa. Vediamolo. Pronto Giacomino? Sì. Senti, ho chiamato adesso Lillina a casa tua ed era meschina disperata che piangeva perché dice che le studi tutte per startene fuori casa. Un po' vai a comprare il pane, un po' vai a fare benzina, poi esce fuori il cane, per startene sempre con questi cretini di amici tuoi che ancora non hanno capito, come non hai capito tu, la situazione quanto è grave. Senti Giacomino, pensaci Giacomino, perché io sono buono e caro. Ma tu proprio perché sono buono e caro lo sai che faccio, se vengo lì ti piglia a scafognuna, altro che multe, ti piglia a timpoluna, te ne vuoi uscire da questa storia? E allora devi stare a casa, perché solo se stai a casa ce ne usciremo, va bene? Pensaci, Giacomino. Casa romita in mezzo alla natia campagna, aerea qui, sull'altipiano di azzurre argille, ove sommesso in via fervorti spume il mare aspro africano. Te vedo sempre da lontano. Ecco, così diceva il nostro concittadino Pirandello, e se oggi lui fosse qui sarebbe pure lui a combattere contro questo male, rimanendo nella sua casa romita. Morale,
restatevi a casa. Vede, signor giudice, la colpa non fu manco di mia moglie, la colpa è stata della moglie del cavaliere Fiorino. Sì signore, è stata lei che non ha voluto lasciare le cose quiete. È stata lei che è venuta sotto casa mia a fare una bugiata all'inverno, a gridare a tutti che suo marito, cavaliere Fiorino, era l'amante di mia moglie. E Giulio Schienazzolo in quel momento veramente si trovava dentro casa. È dovuto uscire con la camicia in mano, rossa dalla vergogna. E che devo fare, signor giudice? Vuole che ci dico la verità? La verità è questa. Ci dobbiamo restare a casa. Ve lo dico ancora una volta. Andiamo a muovere a casa. Le devo fare una confidenza. La condizione di questa donna è pietosissima, ma non meno pietosa è la mia, anche per il fatto che mi obbliga a scusarmi, a dar conto e ragione d'una sventura. Già, la signora Frola è pazza, non pare, ma è pazza. E la sua pazzia consiste appunto nel voler uscire di casa contro le disposizioni, pur sapendo che fuori questo maledetto coronavirus ha già fatto tanti morti. È impazzita per questo. Dice che vuole andare dalla figlia, la figlia che è morta da 4 anni. E sapete cosa scrive nell'autocertificazione? Che va per necessità, perché non è vero che la figlia è morta, è viva, e che sono io che non gliela faccio vedere. No, lei non deve uscire, deve restare a casa, come tutti noi dobbiamo restare a casa. L'emergenza coronavirus ha fermato tutte quante le competizioni sportive. L'Acragas non resta a guardare. La società del patron Giovanni Castronova in questi giorni sta riflettendo sul futuro. Non è escluso che presenti domanda di ripescaggio in Serie D. Non c'è altro, con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi.